Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Il tè con i missionari. Abbiamo ripreso questo percorso, siamo ritornati nelle mura di casa, l'ultima volta eravamo nello studio insieme a Federico che comunque è qui con noi e ci accompagna in questo cammino quaresimale. È iniziata da pochi giorni la Quaresima, siamo dentro questo periodo in cui ci viene chiesto e siamo invitati a fermarci, a prenderci del tempo perché il cuore si risintonizzi nel disegno divino. È un tempo di conversione, un tempo in cui proprio ci viene chiesto di fare il punto della situazione. E in questo senso quest'oggi ci prepariamo anche a questa settimana che sta arrivando, con il Vangelo di domenica che è proprio un Vangelo forte, parla di tentazioni, parla di Gesù che viene condotto nel deserto e lì il Signore gli dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa frase del Vangelo è provocatoria e introduce il tema di quest'anno che è sappiatevi amati. L'invito è quello di ricordarci e di rientrare, riconquistare, trovare dentro di noi la forza dell'amore di Dio nella nostra vita. Allora iniziamo questo percorso con i nostri testimoni che abbiamo invitato in questo piccolo salotto perché le testimonianze di vita ci aiutino, ecco, a ritrovare questo senso. E con noi oggi c'è Padre Gianfranco Gottardi. Benvenuto Padre Gianfranco. Grazie. Allora, tutto bene? Sì, ecco, sì. ecco, bene, siamo contenti. Allora, Padre Gianfranco è un frate dell'Ordine dei Frati Minori. Allora, raccontaci qualcosa di te, cosa fai, dove sei in questo momento, cosa ti porta a Vittorio Veneto. Ecco, io sono arrivato da poco a Vittorio Veneto, da settembre, da qualche mese. Prima ero a Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento, dove c'è una parrocchia, un santuario, e sono reduce da 30 anni che ho fatto in Africa, in Guinea-Bissau, dove sono andato ancora nell'85 per la prima volta. E devo fare una premessa perché io sono arrivato in Guinea dove ho trovato i frati che già dal 1955 hanno fondato quella missione. I primi 3, 2 erano reduci dalla Cina, venivano dal lebbrosario di Mosimien, Andreatta ed Epifanio Cardin, mentre il terzo era Settimio Ferrazzetta. E nel 55, quando sono arrivati con la nave, il giorno 6 di maggio, il giorno proprio che noi ricordiamo il terremoto del Friuli, e loro qualche anno prima, nel 55, quando sono arrivati, hanno trovato quelle 18 pagliotte, 18 capanne, dove vivevano questi lebbrosi. Loro sono stati chiamati dal prefetto apostolico che c'era a Dakar, per fare un servizio, e pian pianino si sono insediati in questa missione di comune, quindi sono passati parecchi anni da quella volta. Poi nel 77 Settimio Arturo Ferrazzetta è diventato il primo vescovo della Guinea-Bissau. È stato lui un po' a organizzare, e dobbiamo dire un grazie a lui per quegli anni dal 77 al 99, in cui ha veramente organizzato la diocesi di Bissau per la prima volta, perché essendo il primo, prima dipendevano da Dakar, adesso cominciavano ad avere le loro organizzarsi nelle parrocchie, a fondare le parrocchie. Ha fatto il seminario francescano, insieme con il seminario diocesano. E quindi ci sono state le vocazioni francescane e le vocazioni diocesane, specialmente legati ai padri del Pime. E lui ha cercato in tutto il paese, perché quella volta era tutta la Guinea-Bissau, fino al 2001, a mettere dei punti delle suore, dei frati, dei laici. Ci sono stati anche dei laici di Verona a Cafal che hanno cercato di entrare nel territorio e cercare di organizzare, di fondare, di dare impulso religioso ma anche sociale, perché
ad esempio i frati a Comura, un po' per il lebbrosario, si dedicavano alla salute, specialmente a questi malati anseniani. Poi un po' alla volta sono nate insieme con i frati tutta una serie di costruzioni per dare ristoro, per dare lavoro, per dare attività a tutta questa gente che lavorava, il Pime dalla sua parte, i Giuseppini con le scuole. Ci sono stati vari istituti che sono stati chiamati da questo settimio per organizzare la vita cristiana e anche sociale un po' del paese. Ecco qui, non so, ricordo tantissime cose. Comura, perché aveva la falegnameria per fare le porte e le finestre, un po' l'officina meccanica perché si rompevano i macchinari, gli strumenti di lavoro, e quindi si è creato tutta una organizzazione legata alla vita della missione, e così anche le altre missioni, ognuno cercava di impiantare e la vita religiosa cristiana, quindi in ogni parrocchia sono stati creati degli stimoli. A un certo punto la diocesi ha fatto proprio degli incontri per i laici e i religiosi, e quindi un po' alla volta sono arrivate tante persone anche da fuori, e sono stati fatti il primo, il secondo, il terzo incontro. Ricordo anch'io ho partecipato a questi incontri nazionali di organizzazione per fondare delle piccole fraternità dentro nella chiesa, dentro nel posto di preghiera, di riflessione. La domenica c'era sempre la messa, ma la catechesi era sempre il punto importante per dare formazione e per i giovani, ma anche per gli adulti. Sapete che nei villaggi sono molto organizzati con gli uomini grandi, specialmente nella tribù Balanta, mentre nei paesi ci sono i regolo, ci sono vari tipi di strutture. Che sono i sindaci, sono i regoli. Sono come i sindaci proprio del capovillaggio. Sì, ogni tribù ha la sua maniera di organizzarsi, e quindi si cercava religione con il territorio, di cercare di creare delle unioni. Ecco, è stato fatto un lavoro importante in quel senso. Proprio di evangelizzazione. Di evangelizzazione, di prima evangelizzazione, chiamata proprio prima evangelizzazione. Sì. Quindi tu sei originario di? Sono originario di Ceggia. Di Ceggia, ecco, io lo dico con forza perché ci ho vissuto per un po' d'anni, e tra l'altro ci siamo conosciuti proprio lì con padre Gianfranco, una ventina d'anni fa ormai, lui era già attivo, forse, anche di più forse, era, no, 20, era il 2006, quindi 20 anni fa. Sì. Quindi pensate, perché quel tempo lì hai dovuto rientrare temporaneamente, diciamo 2007, così. sì, sono rientrato. 2007, ecco, quegli anni là, sì. Ho cominciato i miei problemi di salute. Sì. E i primi anni li ho fatti a Gnoma e a Comura. Gnoma e Comura, sì. E poi nel 1995, sono andato ad aprire Cabusanghe, che è quella missione proprio in mezzo alla foresta, 276 chilometri. Ma ci volevano 6 ore da Bissau col fuoristrada per arrivarci. C'erano delle strade, delle piste, non so come chiamarle. Neanche strade, sono delle piste, interessante questo. Sì. Lì poi si è bruciata la casa, e lì è stata una sfortuna, ma anche una fortuna, perché sono tornato in Italia, perché tornavo ogni 3 anni. E quell'anno ho preparato dei container per ricostruire quello che si era bruciato, ed è stata l'occasione per far conoscere a Ceggia, ma anche in tante zone del Veneto dove conoscevo le persone, per venire a vedere, e quindi è stata un po' la fortuna di Cabusanghe di farla un po' conoscere in giro per il mondo. Sì, anche perché è proprio nell'entroterra del sud della Guinea-Bissau. Nel sud, proprio nel Tombalì, proprio nel profondo sud. In mezzo a una foresta grande. In mezzo alla foresta del Cantagnes. Ecco, esatto, quindi insomma. E le persone come sono le persone di Cabusanghe, per esempio, rispetto a quelle di Bissau? La vita del villaggio è molto diversa. Pensate, Cabusanghe è un villaggio di 2500 abitanti in quel tempo. Io ho fatto anche il censimento per conoscere la zona dove abitavo, ed era l'unica macchina, l'unico trattore ce l'avevo io, quindi era una fortuna, mi vedevano come chissà chi, perché possedevo una macchina, possedevo questo trattore. È vero che li aiutavo
nel fare tante cose, dare l'opportunità di muovermi lì nella zona. E intanto stavo costruendo il centro parrocchiale e poi insieme con i grandi abbiamo fatto 2 anni di incontri per fondare la scuola Sambu, insieme con tutti gli uomini grandi. Ci sono tanti, ci sono 4-5, sempre Balanta, varie tribù, Balanta de dentro, Balanta de fora, Balanta Pace, Balanta Quintoe. Balanta è un'etnia, della Guinea. Tante etnie, quante sono le etnie in Guinea? Sono almeno 32 riconosciute. Questa è una delle 32 etnie, quindi hanno delle caratteristiche, delle particolarità. In particolare hanno la lingua abbastanza in comune, anche se ci sono certe parole diverse, perché c'è un braccio di mare, quindi di là si parla il Balanta, ma è Balanta Quintoe, Balanta Pace, Balanta Manè. Tu lo hai imparato il Balanta, se non ricordo male, sì, qualcosina lo parlavi. Parolina, sì. Anche perché alcune volte celebri anche in lingua, no? Ho celebrato, più che in Balanta, celebravo in Mangiaco. Ah, Mangiaco. In Mangiaco ho celebrato quando ero a Canciungo. Ah, ok. Ho capito. E quindi là in questo villaggio abbiamo creato questa scuola. Quelli di Gainiga, di Ceggia, mi hanno aiutato a costruire la struttura della scuola. Poi avevo la blocchiera, quindi mi facevo i blocchi di Musile e di Piave, avevo la macchina della Cadona che mi aiutava a fare i blocchi da 15, da 20. E abbiamo costruito le aule che ci sono ancora adesso, poi è stata ampliata negli anni successivi, quando io già non c'ero più a Cabusanghe, hanno sempre di più migliorato la situazione di Cabusanghe. Del villaggio, sì, della scuola. E in più, in quegli anni, quei 12 anni che ho fatto a Cabusanghe, ho conosciuto un po' tutta la regione, andavo fino a Cassine, nel Canefac, nella zona proprio confinante con la Guinea Conakry. Ci sono 4 tribù, quindi io organizzavo la catechesi con i catechisti e poi loro parlavano nelle varie lingue, in Nalu, in Biafada, in Balanta, in Pepel. C'erano Ti faccio una domandina, ma tu sei sicuro che traducessero proprio le cose che tu dicevi? Sai, perché questo è il segreto della prima evangelizzazione. Sì. Sicuramente, in teoria, era il senso generale, tanto di trovarsi insieme, di pregare, certo. Perché era un momento, facevo sempre ogni anno un piccolo pellegrinaggio lì nella zona, da Camiconde a Sancogna. C'erano vari villaggi, avevo 14 villaggi dove seguivo una volta ogni anno, facevo il giro in tutti questi villaggetti, magari una volta mangiavo di qua, una volta mangiavo dall'altra parte, era un sistema per riunire insieme queste persone, specialmente gli animatori, che poi loro trasmettevano nelle varie lingue. Facevano la catechesi in loco. In loco, sia il sabato, loro avevano, io davo dei testi, preparavo dei testi, almeno questi erano quelli che sapevano un po' leggere, perché più si va fuori dalla capitale meno si trova cultura. Certo. Quindi pochi hanno studiato proprio le medie, hanno fatto magari le elementari. Infatti il senso della scuola era anche questo, anche per questo, era di favorire una prima istruzione, almeno fino alle medie, perché loro potessero accedere ad altri titoli di studio, altrimenti in quei paesi lì, essendoci troppa strada per la scuola più vicina, poi spesso anche la qualità, mi sembra, della scuola, mi ricordo perdeva un po', perché magari spesso gli insegnanti scioperano perché non hanno lo stipendio e quindi si generava un circolo vizioso, se non ricordo. Siamo riusciti a organizzare insieme con tutta la diocesi di avere questo sussidio. Praticamente i professori avevano ogni mese una paga, un manuale, un orientamento, un sussidio che aiutava. Poi c'era lo Stato che doveva pagare, magari era in ritardo, ma loro almeno col sussidio potevano sostenersi, almeno per mangiare, quelle cose, quelle spese prime. Poi ogni tanto, a volte ogni 3-4 mesi, lo Stato finanziava, dipendevamo da Catiò, quindi per andare a Catiò dovevo attraversare un fiume, quindi con la canoa, e di là
c'erano i padri del Pime o le suore benedettine che venivano a prendermi se andavo con la macchina, oppure facevo il giro, erano 150 chilometri, Mamma mia. se andavo per Per la la strada per strada, Buba, però strade dove- brutte ovviamente, strade, quindi sì. ci si metteva Sono tantissimo tutte strade, sì, tempo. Sì. impervie, Sì, sì. sì, come per andare a Casine. Ci mettevo 4 ore per andare 88 Mamma, chilometri. mamma mia, Dovevo sempre partire alla mattina alle 4 per arrivare alle 8, pazzesco. per avere una giornata davanti Sì, per sì. poter organizzare. Sapevamo che quel primo martedì del mese era dedicato A alla questo. formazione, sì, io l'ho fatto per 12 anni, sono sempre stato fedelissimo e difatti lo ricordavano, dice tu non sei mai mancato al tuo Che appuntamento. bello, che Sì, bello. sì, no, è stato veramente Ma interessante. penso che anche per delle persone che non hanno stimoli esterni, perché immaginate lì non c'è il cellulare, la televisione, non c'è niente in Sì, quei sì, non c'è la villaggi lì, corrente. lo stimolo di una persona che viene da fuori è una ricchezza fantastica, cioè è come dire un'occasione, un respiro, una boccata d'aria di Aria. novità, che poi aiuta anche a crescere, a motivare il cambiamento, a trovare la forza anche per fare cose nuove, anche se poi in realtà, se non ricordo male, quella regione è abbastanza povera, se non per la produzione del riso, mi sembra. Lì c'è Riso, il una Canefac è pieno di frutta, ha frutta, tantissima frutta, bello, sì, aranci, sì, è vero, vero, agrumi vero. in generale, la mandioca, Mamma mia. mentre da questa parte verso Cabusanghi c'è più il riso. Lì sono Balanta proprio Il coltivatori, riso loro di sono Mangrovia che è anche molto buono, se non sì, ci sono sbaglio. le mangrovie vicino sempre ai bracci di mare. Ci sono tanti bracci di mare che entrano, il problema è di attraversarli, È quello. che bisogna... E portare quindi il materiale, tipo anche il cibo, le materie prime sono di grande qualità, però il problema è che perdono di valore perché c'è un viaggio lungo che devono lungo da fare fare, e sì. quindi in qualche modo è un grande svantaggio anche il fatto di non avere una strada. Non facilita la crescita di La un crescita paese, di un no? Di un paese, sì. villaggio così lontano. Adesso credo che un po' le cose stiano cambiando, almeno Hanno leggermente, no? migliorato un po' la strada, sai, che dovrebbero ogni fine delle piogge, al termine delle piogge, dovrebbero passare con un grader, ma ci vuole Sì, il grader e non è sempre a non è disposizione. sempre a disposizione. Proprio Sì, quando la strada è veramente, mamma allora lo mia, Stato ci pensa, e allora fa rampa con quelle che storia. ruspe, con quei Sì, macchinari sì, che sì, sì. hanno, o imprese magari che vengono finanziate magari dai paesi arabi, che quindi finanziano magari almeno la terra battuta. Mm, È interessante in quei contesti anche la presenza dei frati, no? Perché per sì, esempio in questa parrocchia la gestione è tutta a carico dei frati di per sé, sì, ci sono i frati, per adesso cui siamo nella diocesi di Bafatà, dal 2001 è entrata, come si chiama, il nunzio apostolico ha sì, pensato di creare una seconda diocesi e quindi ha tagliato la Guinea-Bissau in due, dopo che è morto Settimio ah Ferrazzetta nel ok. Quindi 99, Settimio era vescovo di tutta la di tutta la Pensate, un Guinea-Bissau, vescovo per tutto uno per tutto il stato. paese, sì. Nel 2001 è stata creata la seconda diocesi, il vescovo era Camnaten Abissigna, il Sì. vescovo di Bissau, e però è stato aiutato da questo Don Pedro Zilli che è diventato il primo vescovo di Bafatà nel 2001. E uno, mamma mia, Sì. brasiliano, Don Un Pedro, padre del Pime, brasiliano, ma ha origini venete perché il vero? nonno è partito da Mansuè, qua in Quindi provincia di proprio della Treviso, nostra, è vero, sì, sì. qua da provincia di È Treviso. stato anche in visita alla diocesi qui di Ah sì, è Vittorio venuto parecchi forse anni sì, fa ormai, sì, sì, sono sì. venuto anch'io una volta a accompagnarlo. Aveva un santino del suo papà, del Pensa, suo nonno, del suo papà, e siamo risaliti che Zilli partiva proprio da Mansuè. ma pensa te, Siamo guarda, andati, c'era il don Giancarlo Tondato, sì, che è il ancora vivo, tra parroco, sì, l'altro. che è ancora vivo qua in giro, è lui che ci ha accompagnati nell'archivio per trovare, per guardare, siccome arriviamo fino al 1850, Pensa. non mi ricordo più la data del primo, perché Napoleone aveva un po' distrutto tutti gli archivi Sì, sì, sì. e quindi abbiamo ritrovato proprio Che la storia, ma guarda che famiglia dei meraviglia. Zilli. Quindi hai Mm, anche un legame, come sì, dire, di sangue veneto Veneto, con sì, sì. Zili, che però purtroppo, ecco, con il Covid è È mancato, tra mancato, l'altro, sì, è Don mancato il Pedro, se non 30 ricordo. di marzo del 22, Sì. sì.
E adesso il nuovo vescovo, da poco tra l'altro ordinato, è un altro frate È un altro minore, frate minore, sì, è qui a giugno dello scorso anno, che del tu hai visto 24. crescere, Io immagino, l'ho perché visto era crescere, piccolo sì. quando sei arrivato tu, Sì, no? sono stato alla sua professione solenne, sono stato alla sua ordinazione Che bello. 25 anni fa, 27 anni fa, sarà 26, Sì. 27 anni fa, perché sono passati 2 o 3 anni e ho partecipato anch'io a Cumura o a Chignamel, non mi ricordo dove è stato ordinato, ma c'ero anch'io presente, ci sono nelle foto Che anch'io bello. presente. Adesso è diventato lui, era a Roma perché ha avuto un incarico per l'Africa, era l'incaricato per l'Africa nella Curia Generalizia dove c'è il generale Massimo Fusarelli e lui era responsabile dell'Africa, poi ce n'è uno dell'America Latina, Sì, ce n'è sì. un altro dell'Oceania. Ok, quindi l'Ordine dei Frati hanno un referente in ogni In ogni continente, diciamo così. continente, lui E era quindi lui referente per girava, l'Africa, viaggiava, sì, sì, sì. viaggiava, sì. E adesso gli hanno chiesto qui all'inizio dell'anno scorso, del Sì, 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 25, sì. di entrare in questa diocesi che era vacante da Eh tre, sì, tre sì, anni, sì. 3-4 anni. L'amministratore è un sacerdote di Don Don Lucio Lucio Brentegani di Verona, Fidei Donum che adesso è l'attuale direttore dell'ufficio missionario di Verona, di Verona, di nuova proprio Don nomina. Lucio Brentegani, ci abbiamo lavorato Esattamente, parecchie sì, volte sì, sì. insieme. Meno male che ha potuto anche lui essere presente in questo tempo perché conosceva bene, però è rientrato perché insomma anche lui ha fatto parecchi Ha fatto parecchi anni. anni, penso più di 10 anni, Eh sì, una di, decina d'anni, penso che di prima più c'era anche anche, sì, Luca, sì, ci sì. sono stati vari Varie preti presenze, sì, sì, della sì. diocesi di Verona, come Che bello, che supporto a bello. Bafatà, dove avevo una parrocchia appena fuori, lì in prima periferia Sì, sì, di sì. Bafatà, Però Comboni. ti faccio una domanda così che sta un po' in tema col discorso così della nostra attualità. Com'è stato rientrare in Italia dopo che sei stato tutti questi anni in Guinea-Bissau? Com'è stato il cambiamento? Come lo stai vivendo adesso? Perché tu hai fatto veramente un salto, forzato nel tuo caso perché hai dovuto rientrare per malattia, però in realtà hai potuto vivere tutte e due queste cose. Tra l'altro in quest'ultimo periodo andavi su e giù più o meno, no? Sì, No, dal periodi, 2007 andavo su e giù tutti gli anni, ritornavo sempre d'estate per fare qualche i mese. controlli, sì, i mesi praticamente ero a Gemona, facevo servizio a Gemona del Friuli, al convento di Sant'Antonio di Glemone, Sì, e poi a settembre rientravo per la scuola perché praticamente seguivo la scuola di di Cumura, Comura. dove ci sono 1600 alunni, cioè erano sempre stati sempre sopra i 1600 alunni e quindi d'estate facevo questi controlli, intanto facevo servizio nella parrocchia è un convento dedicato a Sant'Antonio, dove da dove comincia il cammino di Sant'Antonio, Pensa, comincia da Gemona del da Friuli Gemona. e va fino a Milazzo, Ah, 2500 chilometri, arriva pensa a fino in te, Sicilia non lo e sapevo. sono praticamente le due distanze maggiori di Antonio di Padova, Antonio di Lisboa, bisognerebbe dire, C'è una c'è contesa una contesa di perché era dov'è. portoghese, Fernando, Esatto, ma poi si è esatto, fatto frate e quindi esatto. è entrato qua nel nostro paese, nell'Italia. È qui che si è fatto santo, non in Portogallo. Senti con che orgoglio lo dice. Sì, Mettiamo qualche paletto. Bene, sì. bene. E E quindi a dopo Gemona sei stato qualche anno, un bel po' di anni, dal eh? 2007 al 2020, Sì. quindi tutte le estati ritornavo e poi rifacevo la scuola. La scuola è dedicata a Don Settimio perché lui è stato il superiore di Cumura dal 55 fino al 77 quando è diventato il primo vescovo Vescovo di e quindi Bissau. dopo lui è andato a Bissau, nella sua casa, Sì, sì. aveva una casa che i portoghesi gli avevano lasciato, che faceva da episcopio, poi è stato creato il seminario, ci sono state varie costruzioni, sono arrivati tanti padri e del Pime, e dei frati, e dei Giuseppini, e dello Spirito Santo, ci sono Ah, gli gli spiritani spiritani. francesi, anche loro avevano una certa zona dei Mangiaco, difatti ho lavorato con loro quando ero a Canciungo, ecco, e la scuola, l'ospedale, perché lavoravo sia in ospedale che a scuola a Cumura, nel lebbrosario di Cumura, nella maternità, perché Cumura è un grande centro di ritrovo per gli ammalati, perché praticamente ci sono gli analisi, c'è tutto un laboratorio di analisi che abbiamo
ingrandito, proprio quando ero là io, in quegli anni abbiamo comprato dei macchinari apposta per il sangue, la CD4, l'Autolab, tutte quelle macchine che servono, le lastre, quelle macchine per fare le lastre di tubercolosi, Pensa. perché c'è stato un frate portoghese, Vittor Farigna, che a fine degli anni 90 ha pensato che non c'è solo la lebbra come malattia, anche l'AIDS E la e la tubercolosi. tubercolosi. E quindi l'ospedale, quei 3 padiglioni sono stati adibiti ognuno Alla cura specifica, alla cura una era per la specifica. tubercolosi, per la Sì, lebbra. e Tra l'altro quindi dietro c'è il lebbrosario che è ancora c'è vivo, è ancora cioè vivo, è ancora risiedono attivo. persone che hanno... Più che forse adesso guineensi, sono persone vicine, dei paesi vicini. che Ci vengono. sono ancora casi ogni anno, una quarantina arriviamo, Pensa. di casi nuovi, ma vengono Da dal altri Senegal, paesi. vengono dal Mali addirittura, perché per trovare un altro lebbrosario al nord bisogna andare in Mauritania, Pensa, al sud bisogna andare in Sierra Leone. pensa. Quindi c'è la Guinea Conakry che non ha nessun lebbrosario e tutti fanno riferimento a Comura, sanno che lì c'è un Un ospedale punto di specializzato riferimento. Sì, per la sì, lebbra. sì, sì, sì. E quindi ci sono a volte problemi di traduzioni per capirsi, Per la lingua, perché chiaro. parlano Loro lingue. locali magari non sanno neanche le lingue Sì, non conosco magari neanche il francese perché esatto, l'inglese o il siamo attorniati portoghese. dai francesi, dalle lingue francofone, e quindi se parlano solo la loro lingua tribale non è facile comprendersi, Sì, anche perché la nonostante Guinea-Bissau è portoghese, noi siamo come di lingua è stato portoghese. Sì. uno stato. Quindi, allora, da Gemona poi hai fatto 2 anni invece a San Vito, se non ricordo male. Anche di più, forse anche 3. Ecco, Ecco, il mio servizio a San Vito è stato più un lavoro di ascolto, ecco. perché da attivo che ero con il trattore, costruivo la scuola, abbiamo fatto il campo da pallavolo, pallacanestro, abbiamo fatto il campo da calcio, ho ingrandito il cimitero, ho costruito il convento nuovo, c'è un convento Vero. nuovo che mi ha aiutato questa terna, quindi ero spesso sopra la terna nei miei tempi liberi e sono entrato nella vita delle confessioni, nella vita di ascolto di tante persone, perché ho conosciuto veramente a San Vito, ho conosciuto un sacco di persone che ancora adesso mi rimpiangono perché non ci sono, ma dalle genti anziane, da vedovi, quindi a volte quando viene a mancare il proprio braccio destro o sinistro, la vita cambia completamente, a coppie in crisi, nonostante ci siano 40, 50, 60 anni di vita insieme, matrimoniale, la vita non è mai certa finché si è su questa terra, ma quando si va in pensione Cambia tutto. cambia la vita, non so perché, sì, il sì. fatto di essere impegnati 8 ore in un lavoro, in una ditta, in una impresa e trovarsi a casa a doversi... Poi c'è stato il Sì, Covid, anche che il non ha Covid aiutato, non ha certamente. aiutato per niente. Tante persone single che cercano l'anima Un'anima. gemella e non è facile, Neanche quello. più passano gli anni, più c'è difficoltà a trovare un qualcuno per vivere insieme, perché la persona, il carattere, la personalità si irrigidisce su certe cose, finché si è giovani si è disposti ad accettare la diversità, ma quando si cresce con gli Si fa anni più fatica. si fa più fatica. Ecco, e quindi anche i giovani, ho conosciuto anche tanti giovani, studenti, ancora studenti che si stanno preparando al loro futuro, all'università, anche al liceo c'era anche qualche giovane che veniva nella vita, a cercare di entrare nella vita religiosa, perché... C'è una domanda in questo C'è senso. una domanda, Tu l'hai esatto. percepita nei Sì, giovani c'è, questa c'è. cosa? In Africa forse di più, perché lì in Africa il senso religioso della vita è molto più degli adulti anche dei grandi. C'è sì. questa ricerca forse di Dio, si ha un po' di timore di Dio, perché sai, si ha paura che ci castighi, si ha paura... C'è ancora questa visione C'è antica, ancora questa no? visione antica proprio di Dio... Di un Dio che comanda, di che un Dio che comanda, governa. In realtà esatto. il passaggio è diverso, ma probabilmente... Però un giovane invece che scopre, che fa l'esperienza, perché a volte l'esperienza
qualcuno è andato a Medjugorje, è stata un'esperienza arricchente. Fatima o Lourdes un po' meno, ma Medjugorje ci sono tante, organizzano vari viaggi, vari Sì. pellegrinaggi, qua nel nord Italia specialmente, penso che ci siano tanti italiani Sì, sì, che c'è vanno. Lourdes da noi, c'è Medjugorje, ci sono questi Sì, luoghi che però ancora Medjugorje attirano di di più più. attira, mi Medjugorje sì, sembra. Medjugorje sì, Medjugorje sì, attira sì. di più, si vedono sempre manifesti anche sulle In bacheche giro, della sì, chiesa, sì, sì, sì. di gente, gente laica che organizza, vari pulmini, piccole corrierine, non so, che vanno. Ecco, Eh sì, perché questo. noi abbiamo comunque bisogno di curare anche quella parte spirituale e alle volte magari alcuni contesti aiutano perché ti permettono di staccarti un po' dalla vita ordinaria, dalla materialità, da quello Entrare. che è più visibile e ti aiutano forse a toccare una parte della tua vita che è più invisibile e quei contesti forse in questo senso aiutano, come credo anche il convento dei frati è uno spazio un po' fuori dal mondo, per cui quando uno va là e trovare anche una persona che ti accoglie eh, è casa, no? È dire è una presenza di Dio tangibile nella vita di Nella tutti i vita di giorni tutti i e giorni. questo è veramente importante, quindi Sì, io ho anche visto lì perché a San Vito perché ho fatto un po' di tempo, specialmente dopo il Covid, perché durante il Covid eravamo soli in convento, è ma poi si tanto, è sì. riaperto e veramente si sono create delle amicizie molto Che profonde, bello. con le persone. Ancora adesso vengono a trovarmi qui a Perché Vittorio adesso Veneto, padre Gianfranco è qui a è Vittorio qui a Veneto, Vittorio quindi se Veneto. volete anche ascoltare le sue storie, lui è qua a disposizione, anzi lo approfitteremo di questa storia, di questo bagaglio della Guinea-Bissau. Chissà che magari non riusciamo a fare un viaggio missionario proprio in Ancora, Guinea-Bissau, che tra l'altro anche io conosco, quindi chissà che sarà l'occasione anche per riprendere e far conoscere questa bella realtà, tra sì, l'altro, che è sì, molto bella. Tra l'altro l'attuale vescovo è stato in formazione ed è stato anche a Vittorio Veneto parecchie volte. Frei Victor, che è l'attuale sì, vescovo di Bafatà, è passato per Vittorio, lo conosce veramente molto bene, quindi anche conosciuto. Quindi c'è questa anche vicinanza a livello di di familiarità in famiglia, questo sì, senso, quindi sì, bella questa molto. cosa qua. Però, siccome siamo nelle ultime battute, insomma, volevo chiederti questo. La figura di San Francesco, di cui quest'anno ricorrono 800 anni dalla morte, quindi anche un anno particolare, tu però prima mi dicevi è un po' di anni che noi ci prepariamo a questo momento, no? Perché è attuale ancora oggi San Francesco? Che cos'è che ci aiuta a comprendere? Ecco, in questo tempo anche di Quaresima, dove ci viene chiesto in qualche modo anche di lasciare andare alcune cose, come Francesco ci parla, che cosa ci dice oggi? Sta parlando. Io quando ero studente nell'81 Sì, ho partecipato agli 800 anni della sua nascita. pensa. Abbiamo fatto più volte ad Assisi, quella volta degli incontri per conoscere questo uomo che è vero sono passati 800 anni, però la sua vita, la sua preghiera è sempre stata qualcosa che ha coinvolto generazioni, perché da 800 anni non so quanti frati minori, conventuali, cappuccini, perché nella storia ci sono state varie vicissitudini che hanno seguito questo uomo, ma anche laici, perché ha fatto una regola anche per i laici, Pensa. la regola del terz'ordine, abbiamo anche noi qui a Vittorio Veneto, il gruppo del terz'ordine. E quindi San Francesco è stato per gli uomini, ma anche per le donne, le clarisse che ci sono È qua vero? in giro nei vari conventi, Conventi. monasteri, conventi, tipo io conoscevo bene quelli di Attimis, quello di Moggio, Sì, Udinese, sì. che sono quelli più vicini. Qua ci sono altri conventi, ma non sono legati ai francescani, ma sono sempre persone che dedicano la propria vita al Signore. In questi ultimi anni abbiamo avuto l'800 anni del ricordo del primo incontro che hanno fatto nel 21, chiamato il capitolo delle stuoie, perché i frati non c'erano letti per tutti, quindi avevano una stuoia. È stato chiamato il capitolo delle stuoie, erano in Pensa. 5.000 ad Mamma. Assisi, Ah, e quindi c'è stato anche Sant'Antonio, sembra che anche lui abbia partecipato a questo incontro sì. nazionale, non so come dirlo, perché dopo da lì
Ci sono stati frati che sono partiti, che sono andati in Spagna, che sono andati in Portogallo, sono andati in Germania. Ci sono le storie che raccontano queste vicissitudini di questi che parlavano italico, forse neanche italiano, Sì, sì. e trovarsi in un altro paese, saper dire solo ya, Mamma mia. e E non capire non niente. capire È proprio... cosa... Là si lascia proprio lo spirito si che lascia lo operi. Ecco, poi c'è stata l'anno della regola, abbiamo ricordato la regola di San Francesco perché è stato uno stile nuovo. Prima c'era lo stile dei benedettini, ora et labora, e San Francesco è stato un po' l'innovatore nello stile di andare in giro in mezzo alla gente. Per annunciare il Vangelo. Annunciare il Proprio Vangelo missionario. proprio. Dopo si è un po' istituzionalizzato quando si è creato il convento, i conventi, mentre prima magari c'erano le abbazie o i monasteri, uno stile un po' diverso, ma c'è stato sempre l'andare tra i saraceni, scritto nella regola, Sì. si parla sempre di non andare in missione, andare tra i saraceni. Perché a quel tempo che lui voleva andare, è nato anche lui a Gerusalemme, è stato anche lui dal sultano. È vero, sì, è vero, nella È sua stato anche lui storia. la sua storia, Sì. sì. E sembra quando sia tornato che sia andato a San Francesco del Deserto, a Venezia, nell'isola di San Francesco del Deserto. Ecco, poi c'è stato l'anno delle stimate, il 24, 2 anni fa, c'è stato l'anno in cui abbiamo ricordato l'esperienza che ha vissuto lui di voler assomigliare a quel Cristo, a sentire nel proprio corpo Le ferite. quello che San Francesco, sia il bene ma anche il male che ha provato Gesù morendo in croce. E quindi proprio durante la Quaresima, perché lui faceva più Quaresime, non c'era solo la Quaresima quella nostra di Pasqua, lui faceva anche quella di San Michele, che iniziava il giorno dell'Assunta e finiva con San Michele. Difatti le stimate sono avvenute il 17 di settembre, qualche giorno prima che finisse la Quaresima di San Michele, Arcangelo. Ecco, quindi è stata un'esperienza eccezionale che ha vissuto. E quest'anno l'anno della morte che ricorda l'apice è il giorno 3 di ottobre, perché lui è morto la sera prima ad Assisi, nella Santa Maria degli Angeli, lì alla Porziuncola, e ha invitato tutti i frati presenti in quel giorno, li ha benedetti tutti, e le ultime parole che ce l'hanno, mi sembra ricorda, dice: fratelli, cominciamo a fare qualcosa perché finora non abbiamo fatto niente. Ha detto tra le ultime parole. Veramente. Ecco, quest'anno c'è la riesumazione, domenica 22, domenica prossima, ricorderemo ad Assisi, come iniziano questo rinvenimento delle sue spoglie, quindi per un mese mi sembra si potranno vedere, adesso bisognerà prenotare perché mi sembra che i posti sono già stati occupati, che ci sono anche alcuni frati qui nostri che si radunano con tutta la provincia del nord Italia. Adesso noi siamo la provincia del nord Italia e abbiamo, non so, un'ora, mi sembra il giorno 4 di marzo, in cui possiamo andranno, perché io non ci vado, ma andranno a vedere, insomma. Bene, però negli stessi giorni ci sono anche degli appuntamenti qua nella nostra Vittorio Veneto. Perché il Papa Leone XIV ha indetto questo anno un anno giubilare per i frati, quindi in ogni convento francescano, è diventata chiesa giubilare, quindi la nostra chiesa di San Francesco, Motta di Livenza, è una chiesa francescana, non so, altre nelle diocesi, ogni diocesi ha i propri conventi del nord Italia, ma di tutto il mondo, e quindi ogni chiesa organizza. Noi abbiamo organizzato alcuni incontri
che Sì, poi li facciamo anche vedere con Federico, ma il sì, 22 febbraio è proprio il primo, è ecco, l'apertura di questo alle anno. 17:45 l'apertura del centenario, alle 18:30 la Santa Messa, che è la prima di Quaresima, insomma. Poi Sì, c'è il 4 marzo la meditazione, San Francesco d'Assisi e la sofferenza e il dolore per è lui, legato molto sia alla bello. sofferenza e al dolore Mhm. che ha vissuto E San poi il Francesco. 18 marzo c'è la deditazione, San Francesco d'Assisi e la riconciliazione e il perdono, bello anche questo, alle 16:30, sempre qui a Vittorio Sempre qui Veneto, in no? chiesa lì di San E Francesco. che è una buona occasione per prepararsi alla riconciliazione, quindi alla confessione. Poi il 16 di aprile la giornata eucaristica, quindi Francesco e l'Eucarestia, con la messa e l'adorazione finale, e il 27 maggio la meditazione su San Francesco con il rosario legato alla figura di Maria, che era molto Poi ci dedita a saranno Maria. altre Bello? attività che non sono scritte Mhm. perché le stanno organizzando verso settembre-ottobre. Ci saranno Benissimo, 2 concerti, che bello. sempre uno forse legato a San Francesco Mhm. e Dante Alighieri, Ah, che perché nella bello. Divina Commedia Cita? Eh sì, cita è San vero, è Francesco e vero. quindi ci sarà una serata o penso un pomeriggio, non so, Che bello. e ci sarà un concerto Benissimo. sempre in ottobre, fine Bene, di bene. Ma ottobre, mi sempre sembra. qua nella nostra qui a Sempre nella Vittorio? nostra Ah, chiesa, che la bello, chiesa di San bello, Francesco. benissimo. Allora siamo veramente tutti invitati a farci aiutare dai frati minori e dalla presenza spirituale di San Francesco che comunque è qui con noi e ci accompagna e ci benedice continuamente. Allora ti ringrazio Padre Gianfranco, allora ci beviamo il nostro tè, tieni, Mm, prenditelo che così facciamo il nostro saluto con il tè grazie. ai nostri amici che sono a Sì, casa, ecco, grazie per questo racconto che tu ci hai sì, fatto, per questi momenti belli, no? Federico, sei d'accordo? Dietro c'è Federico che vi saluta e che è qui con noi. E ci vediamo la prossima settimana. Nelle parrocchie trovate il libretto che accompagna la Quaresima, è anche possibile ricevere un messaggio WhatsApp, basta seguire le istruzioni che ci sono nel libretto e trovate anche le scatolette che andranno, dove potete mettere durante la Quaresima qualche soldino che risparmiate, insomma, da qualche rinuncia, che no, voglio dire, San Francesco è un maestro in questo senso di essenzialità, no? Ci invita anche alla rinuncia amatoriale, ma è più che altro un segno per essere vicini anche a questi paesi che stanno veramente soffrendo tantissimo. Infatti alla fine del libretto trovate tutta una serie di progetti, tra cui 2 sono proprio dedicati alla Guinea-Bissau e certo. alla diocesi di Bafatà, che è quella dove ha vissuto padre Gianfranco e che abbiamo a cuore proprio per questa vicinanza. Quindi alla prossima settimana, grazie a tutti di averci seguito e arrivederci. Grazie padre Buonasera a voi Gianfranco. tutti. Ecco, grazie.